Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. Al via oggi a Pordenone la campagna di vaccinazione per il personale del Tribunale. Adesione al 90%. Primo vaccinato il procuratore capo Raffaele Tito, il quale ha detto che la macchina della giustizia ora può proseguire in sicurezza. Con la somministrazione del vaccino AstraZeneca al procuratore capo Raffaele Tito e al presidente del Tribunale Lanfranco Tenaglia è partita oggi la vaccinazione per il personale del Palazzo di Giustizia di Pordenone, tra i primi in Italia. Le inoculazioni sono avvenute nel distretto di Torre da parte del Dipartimento di Prevenzione di ASFO. Per noi è il riconoscimento di un lavoro che abbiamo fatto in questi mesi molto difficile, molto pericoloso. Abbiamo pensato molto al servizio da fornire ai cittadini con tanta difficoltà. Questo oggi per noi è un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto. Io spero che questo possa servire a rafforzarci nelle nostre scelte e continuare a fare quello che abbiamo fatto con impegno e con professionalità. Il segnale va dato, vacciniamoci tutti e stiamo meglio e chiudiamo questa brutta pagina della nostra vita. In 3 giorni sarà vaccinato oltre un centinaio di dipendenti, con la seconda dose prevista per il 24 maggio. In tribunale abbiamo raggiunto circa il 90% delle adesioni, al netto di soggetti che hanno problematiche di salute. Ringrazio innanzitutto le autorità sanitarie, la locale azienda sanitaria, per l'efficienza che ha dimostrato e per la collaborazione. Un'azione che prosegue dopo le vaccinazioni a forze dell'ordine, vigili del fuoco e prefettura. Siamo molto contenti, stiamo procedendo a ritmi serrati e ora stiamo proseguendo col personale del Tribunale e con tutti gli operatori della Procura. Credo che sia anche di buon auspicio rispetto a, ad un cronoprogramma molto stretto. E oggi sono iniziate le vaccinazioni anche per gli insegnanti del Friuli Occidentale, che guardano con preoccupazione anche alla possibile chiusura delle scuole. Anche per gli insegnanti del Friuli Occidentale è arrivato il momento delle vaccinazioni anti-Covid. Nel primo pomeriggio, nel padiglione H dell'ospedale di Pordenone, sono stati somministrati i primi vaccini. Una partenza accolta positivamente dai professori. Non vedevo l'ora di fare il vaccino. Ritengo che il vaccino sia una priorità e una sicurezza per tutti, per noi insegnanti e per i ragazzi, per lavorare serenamente e per tornare il prima possibile alla normalità. Contenta di ricevere il vaccino. Noi, come tutti sapete, lavoriamo in un contesto dove la vicinanza con gli alunni è inevitabile. Per quanto riguarda il possibile ritorno alla didattica a distanza a causa delle varianti del Covid, gli insegnanti delle superiori sono pronti, ma non mancano i dubbi a quelli di medie ed elementari. Sicuramente la didattica in presenza ha il valore aggiunto della relazione educativa didattica che si riesce a costruire in modo completo, però i ragazzi hanno anche dimostrato una buona capacità di resilienza e quindi non disperiamo. Io ritengo che la DAD funzioni e che la priorità sia comunque contenere il contagio, però non dipende da me. Se il governatore richiude facciamo DAD. Noi attualmente facciamo DAD al 50%, mi pare che sia abbastanza equilibrata. Poi se dovessimo tornare arancioni o rossi torneremo alla didattica a distanza al 100%, che comunque secondo me funziona. Sicuramente una difficoltà insomma, sia per i ragazzi sia per gli insegnanti, e siccome i ragazzi già hanno avuto questa esperienza l'anno scorso per tutto il secondo quadrimestre, ripeterla quest'anno sarebbe una vera e propria sfortuna. Per l'asilo sono contraria perché sono troppo piccoli, non si riuscirebbe a lavorare, e anche con una prima elementare non è così facile. Già dalla terza elementare alle medie il discorso cambia. E su un possibile stop al mondo della scuola sentiamo l'opinione dei presidi. Il mondo della scuola è pronto a fare la propria parte, se ci saranno le chiusure non sarà un dramma. A esprimere il concetto è la presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi, Teresa Tassanviol, che a fronte di un aumento dei contagi e l'ipotesi del ritorno alla DAD usa la responsabilità per disinnescare polemiche a monte. Da circa un mese anche le scuole superiori erano tornate in presenza e avevamo naturalmente salutato questo fatto con grande favore, quindi, però io penso anche questo, che come cittadini e quindi anche come gente di scuola dobbiamo avere fiducia di chi ha il compito, il dovere, anche la responsabilità di prendere decisioni per il bene di tutti
e quindi come sempre faremo la nostra parte. Per la referente dei presidi, però, se si deve chiudere, stavolta è meglio partire dal primo ciclo, elementari e medie, con l'avvertenza che sono imprescindibili i sostegni alle famiglie. Potrebbe, come dire, anche rovesciarsi in questi giorni le decisioni prese, diciamo, precedentemente e magari pensare ad una chiusura di questo tipo degli istituti comprensivi. Naturalmente tenere in didattica a distanza bambini dai 3 ai 14 anni comporta degli oneri familiari, comporta la presenza dei genitori a casa per accudire i figli e quindi saranno necessari tutti quei provvedimenti, diciamo così, che consentono ai genitori di stare a casa, quindi congedi parentali, perché sono tutte misure che sono scadute con il 31 dicembre. E ora vediamo il report di oggi sul fronte coronavirus con numeri ancora in crescita. Su 1587 tamponi molecolari effettuati in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 145 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,14%. Sono inoltre 460 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 27 casi, pari al 5,87%. I decessi registrati sono 3, nessuno dei quali nel Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62, mentre quelli in altri reparti risultano essere 373, numeri comunicati dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. A partire da oggi le farmacie del Friuli Venezia Giulia possono effettuare i tamponi rapidi per il coronavirus, ma per alcune problematiche il servizio avrà bisogno ancora di qualche giorno per essere attivato. Da oggi le farmacie della regione possono effettuare i tamponi rapidi, ma ci vorrà ancora qualche tempo prima che il servizio possa essere concretamente attivato. Come spiega il presidente di Federfarma Pordenone, Francesco Innocente, resta da risolvere il problema della trasmissione dei dati. Stiamo aspettando la piattaforma che Federfarma ha acquistato e messa a disposizione dei farmacisti che vogliono fare i tamponi per la trasmissione dei dati alla Regione. Abbiamo inviato la settimana scorsa alla Regione le specifiche e stiamo aspettando la risposta da parte della Regione che dovrà accogliere i dati che noi mandiamo. Questo è un sistema che è quasi d'obbligo usare per mettere in sicurezza le farmacie, perché oltre a tutti gli altri rischi a cui si espongono c'è anche il rischio che il dato non arrivi nei tempi previsti e nei modi previsti e possa diventare oggetto di contese. In merito alle modalità di somministrazione, i test saranno per lo più effettuati in gazebo allestiti fuori dalle farmacie. Sono convinto che la stragrande maggioranza di chi ha fatto domanda ha intenzione di farlo all'esterno dei locali, quindi di usare quel sistema di gazebi o di drive-in che è diventato il metodo di riferimento. Abbiamo anche già fatto degli accordi con delle cooperative e dei gruppi di infermieri per poter farli fare in sicurezza all'esterno delle farmacie. Per i professionisti comunque i margini economici sono strettissimi. Il tampone avrà un costo massimo di 26 euro e i farmacisti, avverte Innocente, potranno al più coprire i costi. Passiamo alla cronaca. Un 34enne della Costa d'Avorio è stato arrestato dai carabinieri di Pordenone per spaccio di stupefacenti. I militari hanno anche chiuso per 5 giorni un locale di Aviano. Aveva in casa 140 grammi di marijuana e 5.000 euro in contanti. Arrestato a Pordenone un 34enne della Costa d'Avorio. È successo nella serata di sabato 27 febbraio, quando una gazzella dei carabinieri di Pordenone ha fermato l'uomo vicino agli ambienti di consumo e spaccio di stupefacenti in via De Paoli. Portato in caserma per l'identificazione, il 34enne, che non aveva documenti di identità, ha affermato di risiedere in un altro comune. Conoscendo il suo vero domicilio in città, i militari hanno perquisito la sua abitazione, trovando 140 grammi di marijuana, un bilancino, materiale per confezionare dosi e 5.000 euro in contanti. L'uomo è stato portato nel carcere pordenonese e sempre sabato 27 febbraio i carabinieri della stazione di Aviano hanno sanzionato con una multa di 400 euro il titolare del New Risto Pizza di Via Nevo, un 42enne di origini rumene, perché alle 19 nel suo locale erano ancora presenti numerosi avventori. L'attività è stata chiusa per 5 giorni. Passiamo alla politica. Autonomia Responsabile rilancia il suo impegno in vista delle elezioni nel Friuli occidentale. Autonomia Responsabile in campo in vista delle elezioni comunali in programma, probabilmente in autunno nel Friuli occidentale, partendo naturalmente da Pordenone e schierandosi con una propria lista civica a sostegno del sindaco Alessandro Ciriani. A fare il punto oggi il deputato e presidente del movimento Renzo Tondo, la coordinatrice Giulia Manzani e il consigliere regionale Giuseppe Sibau. Ma oggi abbiamo fatto il punto con i nostri rappresentanti locali, provinciali e comunali, abbiamo individuato alcuni problemi, alcune
questioni amministrative di vitale importanza, a cominciare dal problema dell'ospedale, per parlare poi del tema anche della caserma verde che potrebbe liberare spazi importanti nel centro della città. Noi ci stiamo riorganizzando già subito, anche se le elezioni slitteranno a settembre, vogliamo essere già pronti perché siamo presenti con 2 consiglieri comunali già fin d'ora nel gruppo e con Alberto Santarossa, il nostro rappresentante. Vogliamo davvero rilanciare la presenza del nostro partito su proposte concrete, su elementi di operatività, e saremo presenti alle elezioni comunali con una nostra lista e saremo presenti anche probabilmente in diversi comuni. Per le elezioni sono stati nominati i referenti provinciali Renzo Muzzin e il suo vice Antonio Sartori di Borgoricco, mentre per il coordinamento cittadino ci sono Renato Della Ragione e Laura Baseggio. Anche in altri comuni, come a San Vito al Tagliamento e Cordenons, ci sarà la presenza della Civica a sostegno dei candidati del centrodestra. Altro sciopero del trasporto pubblico a Pordenone. Dopo lo stop di 4 ore di un mese fa, i dipendenti di ATAP incroceranno le braccia per l'intera giornata l'8 marzo. Gli autobus di Pordenone si fermeranno di nuovo. Dopo le 4 ore di sciopero dell'8 febbraio, in concomitanza con la mobilitazione nazionale, i dipendenti di ATAP sono pronti nuovamente a incrociare le braccia lunedì 8 marzo, stavolta per una giornata intera. A proclamare lo sciopero le sigle sindacali FILT, CGL, FIT, CISL e FAISA, CISAL, dopo che le trattative con ATAP, l'azienda di trasporto pubblico del Friuli Occidentale, si sono arenate. Lo sciopero di un mese fa, che ha toccato adesioni del 90% nelle linee urbane e del 58% in quelle extraurbane, non è bastato a far riprendere il dialogo tra lavoratori e azienda, che già senza esito si erano seduti a un tavolo anche con la prefettura lo scorso dicembre. I sindacati chiedono una revisione dei tempi di percorrenza sulle diverse linee, la riprogrammazione dei turni di lavoro troppo pesanti e le assegnazioni da rivedere. Il personale incrocerà le braccia per 24 ore, ma garantendo la funzionalità nelle linee urbane dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15:30, mentre le extraurbane viaggeranno regolarmente dalle 6 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16. Nelle officine di ATAP saranno garantite le prime 3 ore di servizio, mentre i turnisti sono esentati dallo sciopero. Assicurata la presenza anche dei tecnici di movimento, un lavoratore negli uffici e il funzionamento delle biglietterie nelle fasce garantite, così come saranno assicurate le corse per gli utenti disabili, il servizio scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e il Crodi Aviano. Per questa sera è tutto, dopo di noi l'appuntamento è con Bianco Nero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'edizione di Pordenone ritorna domani alle 20:45. Grazie per essere stati con noi, buona serata.